Allora, stiamo sempre parlando con l'assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Panna. Assessore, cimice asiatica è un'altra questione che voi avete affrontato perché è una maledizione, tra virgolette, proprio per l'agricoltura, provoca danni ingenti, anche se i non addetti ai lavori non se ne rendono effettivamente conto, a parte di trovarle dappertutto, anche in casa. Però cosa provocano e cosa avete pensato di adottare? Questa ultimale ho portato una delibera in cui la Regione Veneto investe 4 milioni e mezzo per appunto sconfiggere la cimice asiatica. Questi soldi sono in parte dati alla ricerca. Noi abbiamo una convenzione con il nostro fitosanitario, perché in agricoltura abbiamo anche un reparto che si chiama fitosanitario, cioè che controlla praticamente tutte le infestazioni, gli insetti, tutto quello che è nocivo in agricoltura, e l'Università di Padova con il Dipartimento TESAF e DAFNAE, magari qualcuno li conosce, ma giusto per dirle ai telespettatori, sono due dipartimenti che seguono appunto le profilassi in agricoltura in natura. Ecco, noi siamo già partiti con l'allevamento della parassitoide, cioè di quell'insetto che naturalmente è la cosiddetta Vespa samurai, la chiamiamo micro Vespa samurai perché dico già ai telespettatori non è la Vespa che noi conosciamo col pungiglione. Esatto, me l'ha fatto bene a specificare. Ha solo un nome che è sbagliato, che non ha nulla a che fare con le vespe che noi conosciamo. È un insettino non più lungo di 2 millimetri. Avete presente il muscerino della frutta? Ecco, sì. È di quelle dimensioni, non ha nessun puntiglione, non ve ne accorgerete neanche probabilmente della differenza. E questo piccolo insettino che adesso noi lo designiamo la micro Vespa samurai ha la capacità di cibarsi delle uova della cimice. È un ofago, cioè praticamente, giusto per spiegare, è un insettino che depone le uova sue sopra le uova della cimice asiatica. Naturalmente il nascituro entra nell'uovo, mangia l'uovo e poi sboccia la nuova vespa e continua così. Fa circa 80% di distruzione delle uova, abbiamo visto nei nostri laboratori, e quindi noi la stiamo già allevando. Questi investimenti della Regione vanno anche nel senso già di queste biofattorie. Noi stiamo allevando l'insetto antagonista e abbiamo già selezionato 106 siti nella Regione Veneto per lanciare poi già a partire da giugno, quindi tra il prossimo mese, siamo pronti a lanciare già l'insetto appunto che andrà chiaramente a distruggere tutte le ovature della cimice asiatica, riducendone drasticamente il numero. Chiaramente questo qui è un progetto importante, un progetto che noi stiamo portando avanti anche con un nuovo network con Veneto Agricoltura, con le categorie agricole, e quindi daremo tutte le informazioni agli agricoltori e agli amici agricoltori che sono anche qui in ascolto, quindi avrete un bollettino praticamente quotidiano su quello che succederà, e quindi sicuramente è la soluzione che chiaramente partirà da giugno e andrà avanti nei prossimi anni in questo senso. Ecco, lei ha fatto bene a precisare le dimensioni dell'insettino, perché effettivamente se ne è parlato diverse volte ma non si era ancora capito, si pensava a una vespa di cui si aveva un po' paura perché se dopo si diffonde troppo anche poi è pericolosa per l'uomo, invece questi micro insettini non sono pericolosi per l'uomo, quindi... Assolutamente no, solo che nella traduzione dall'inglese wasp in italiano diventa vespa. Quindi moscerino samurai, dai. Invece è un moscerino, ecco, talmente piccolo che uno non pensa neanche, quindi proprio le dimensioni sono veramente da microbe, e quindi non c'è nessun problema per l'uomo, anzi sarà molto utile non solo all'agricoltura ma anche nelle nostre città, nelle nostre abitazioni, dove tanto spesso e volentieri d'inverno vengono a svernare le cimici e creano grandi fastidi. Ecco, questo sicuramente. Quindi noi lo lanceremo, poi magari inviterò anche le TV a vedere i primi lanci quando li faremo, in modo che vi rendete conto anche di come sarà. Poi lo lanceremo nelle siepi, lo lanceremo in quelle aree naturalmente
delle bordure dei campi, e qui lui si riproducerà. E poi nelle bordure attorno ai campi sono i luoghi dove la cimice asiatica spesso e volentieri si rifugia. Quindi, è già stato sperimentato, Assessore, da qualche altra parte, cioè qualche altro paese l'ha adottato, e le cimici asiatiche sono tutte uguali, quindi tutte ugualmente attaccabili da questo, oppure si sono in qualche modo trasformate e rinforzate? No, guardi, la cimice asiatica, noi abbiamo diversi altri tipi di cimici, perché c'è il vergone famoso, che è quello, diciamo, locale, quindi questa vespa non attacca solo la cimice marmorata, come viene definita quella asiatica, ma anche le altre, quindi sicuramente abbasserà anche i livelli delle altre popolazioni. Diciamo che è stata la Svizzera la prima nazione che, uno dice, ma in Svizzera c'è la Cina? Sì, anche è stata la Svizzera, e poi a seguito anche noi, noi abbiamo dovuto cambiare anche la legislazione nazionale, perché non permetteva l'immissione in natura di specie alloctone, cioè provenienti da altre specie. Invece abbiamo convinto con studi scientifici i ministeri competenti, poi a luglio il presidente Mattarella ha firmato il decreto di immissione, attualmente dopo questi studi sperimentali, e quindi adesso li stiamo allevando, e poi saranno lanciati sul territorio non solo della regione Veneto, ma penso in tutta la nazione, anche perché questa cimice, ricordo, non attacca solo la frutta, ma attacca più di 100 specie vegetali differenti, dal frumento ai pioppi alle orticole, quindi è una devastazione per tutti, e non solo per le regioni del nord dove è arrivata per prima, ma si sta sviluppando anche nel centro Italia. Ecco. Certo. Un'altra cosa, sembra che stiano arrivando anche qualche cavalletta. Beh, quelle allora, io è 5 anni che sono assessore, e posso assicurare che ne abbiamo visti arrivare di colori. Posso solo dirvi che con i cambiamenti climatici in corso, purtroppo noi importiamo dal resto del mondo circa 20 specie alloctone all'anno, che siano insetti, animali, pesci, alghe, piante. Quindi abbiamo importato, ricordo, il gambero texano, la nutria, il cormorano, che è diventato stabile, che sta distruggendo i nostri fiumi, i nostri pesci. Abbiamo importato insetti, appunto, come la cimice, e quindi dobbiamo, e purtroppo anche il virus alla fine è arrivato, ma esatto. questo è un'altra cosa, ma purtroppo arrivano dal resto del mondo, con la globalizzazione arriva di tutto e di più. Noi abbiamo in Italia più di 92 accessi tra porti, confini, valichi, treni, aeroporti, cioè, quindi la cimice asiatica, come vi ricordo la famosa zanzara tigre, che poi in questo momento sta addirittura, adesso qui caldi, riparte. Sono tutte insetti che ormai sono diventati parte della nostra società, purtroppo, dico io. Assolutamente. Ma noi dobbiamo attrezzarci, dobbiamo difenderci, e questo è il nostro compito. Ecco, per quel che riguarda specie che diventano parte della nostra società, anche i cinghiali, gli ungulati, e poi tra l'altro abbiamo il lupo che si è un po' espanso, insomma ci sono varie specie che hanno trovato più spazio in questo periodo. Soprattutto nel lockdown abbiamo visto che sparito l'uomo, quindi l'uomo chiuso dentro le abitazioni, gli animali hanno cominciato a capire ma cosa è successo, tutto questo silenzio, tutto che tace, tutti chiusi, e gli animali hanno cominciato a riprendersi naturalmente degli spazi che prima non avevano. Abbiamo visto i cervi in pianura, i caprioli al mare, i lupi che adesso sono ritornati sulle Alpi, ma già c'erano prima, diciamo, quindi sono arrivati già da diversi anni. I cinghiali, che purtroppo stanno facendo grandissimi danni in tutte le regioni. Noi come assessori all'agricoltura abbiamo chiesto allo Stato di intervenire e cambiare la legge 157, che per chi non è addetto ai lavori è la legge che regola la caccia e la possibilità di abbattere questi animali. Purtroppo alcune regioni hanno avuto i piani di gestione bloccati dalle impugnative delle associazioni ambientaliste, perché il governo naturalmente non ha gestito bene il cambiamento di questa legge. Noi abbiamo chiesto a forte voce che avendo la fauna selvatica ormai fuori controllo,
e parlo degli ungulati in Sì, particolare, sì. i cinghiali in particolare, che ricordo, fanno più danni ai cinghiali morti in Italia che a altre specie animali, perché le abbiamo dentro le nostre città. Abbiamo chiesto che i piani di gestione siano piani di abbattimento selettivi importanti, che coinvolgano anche l'esercito, che coinvolgano comunque tutte quelle associazioni venatorie che naturalmente hanno i cosiddetti selecontrollori, che sono personale preparato. Per andare a battere un cinghiale bisogna fare dei corsi, bisogna essere preparati, non è un animale semplice, è un animale pericoloso. Noi come Regione Veneto abbiamo un piano di gestione unici in Italia, che prevede l'aiuto di selecontrollori che naturalmente portano all'abbattimento di questi cinghiali, che poi devono essere subito eviscerati, portati nei frigoriferi, dove c'è il veterinario che controlla la carne, perché la carne di cinghiale è anche pericolosa per la salute umana, e quindi poi c'è il macello, poi c'è tutta una filiera che è stata costruita. Purtroppo nel lockdown cosa è successo? È successo che, siccome per abbattere il cinghiale si vanno in squadre di 7, 8, 10 persone, non si poteva. Chiaramente i prefetti hanno bloccato queste iniziative, perché naturalmente le sicurezze tra le persone non potevano, tra i cacciatori e i selecontrollori delle polizie che coadiuvano, non potevano essere mantenute, quindi è stato un blocco, per cui abbiamo avuto 3 mesi di non abbattimenti. Quindi adesso riprenderanno sostanzialmente, Assessore? Sono già ripresi, però abbiamo perso tutta la primavera, quindi, e questo si è visto in alcune aree come il Paldo, come la Lessinia, ma anche in Colle Ogani, quindi adesso sono ripresi tutti, però è chiaro che quel blocco, anche queste attività che noi avevamo messo in corso, sono state fermate. Assolutamente. Allora, Assessore, intanto il tempo è volato, siamo giunti a termine della nostra trasmissione, ci riaggiornerà se ci sono novità, naturalmente, perché interessano il settore agricolo, sono molto importanti da conoscere per quel che riguarda le sue competenze. Le auguriamo buon lavoro intanto. Grazie ancora, grazie a lei Assessore, a voi telespettatori buon proseguimento, scriveteci così possiamo rigirare le vostre domande, le vostre dubbi eccetera alle persone competenti, in fattispecie Assessore all'Agricoltura della Regione del Veneto. Grazie ancora, a voi buon proseguimento, ci vediamo domani.